Il comune di Bivona si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio, la 38ª edizione della Sagra della Pesca di Bivona IGP, in programma il prossimo 9 e 10 agosto, un evento che ogni anno celebra la pesca a Bivona, frutto simbolo del territorio, riconosciuto come marchio IGP, indicazione geografica protetta, per la sua dolcezza, consistenza e autenticità, organizzata dal Comune di Bivona con il patrocinio della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, del Ministero della Cultura e del Circuito Borghi dei Tesori, con la produzione a cura di Futuris Record. La Sagra si conferma come un contenitore di eventi in grado di coniugare tradizione, intrattenimento e promozione territoriale. Un programma ricco di eventi, la Sagra animerà il centro storico di Bivona con degustazioni gratuite di pesca di Bivona IGP, un villaggio espositivo con aziende agricole e artigianali locali, momenti di intrattenimento diversi pensati per tutte le età, spettacoli con artisti di strada per bambini, mostre, esposizioni d'arte, esperienze e visite guidate, esibizione di bande musicali, tamburinari, gruppi, folk e parate itineranti animeranno le vie del paese. Una delle grandi novità di questa edizione, gli organizzatori hanno pensato di far realizzare un allestimento di una pesca bivone GP gigante realizzata in cartapesta che servirà come punto foto per accogliere visitatori. Tra i vari test, appuntamenti da non perdere, lo chef Natale Giunta conquisterà il pubblico con una performance culinaria tra innovazione e identità territoriale sabato 9 agosto, Giusina in cucina sarà presente domenica 10 agosto portando sul palco i sapori autentici della tradizione siciliana. Wine tasting con i vini dell'azienda agricola di Salvo e il sommelier Francesco Baldacchino. Musica, comicità e spettacolo, il palco di Piazza San Giovanni ospiterà due grandi serate, venerdì alle 10 di sera, spettacolo di cabaret con Claudione Vespertino alle 11, DJ 7 con Salvo Trupì e Jack Master, Onovox e le super ospiti Yes and J, sabato 10 agosto alle 22:15, concerto evento di Fred De Palma, uno dei nomi di punta della scena urban italiana, ovviamente la visione sarà gratuita. La Sagra della Pesca di Bivone GP è molto più di una semplice manifestazione, ha dichiarato il sindaco della città Milko Cinà, è un'occasione per promuovere il nostro territorio, valorizzare la nostra agricoltura, aprire le porte di Bivona a migliaia di visitatori che qui potranno scoprire i sapori, le tradizioni, le bellezze autentiche. Quest'anno il programma è più ricco che mai e siamo pronti a vivere insieme una festa indimenticabile.